Ciao, oggi parte la grande impresa, che significato ha per te questa iniziativa? È una bellissima impresa prima di tutto e un significato profondo perché tutto quello che verrà raccolto da questa impresa verrà dato alla nostra associazione e dunque investito nella ricerca sulla progeria. Però poi è anche una grandissima impresa perché coniuga tante cose, dunque coniuga un po' l'agonismo perché comunque fanno tantissima strada e coniuga anche il divertimento perché alla fine loro corrono in bici però lo fanno divertendosi, dunque con questa idea di collegare due muri, che di solito un muro insomma divide, invece in questo caso due muri sono sinonimo di unione. E dunque ecco, è bellissimo perché è un po' quello che rispecchia anche il mio sentire, dunque fare cose magari di impatto, però sempre con il divertimento e sempre con l'intenzione di unire il più possibile. Secondo te iniziative di questo tipo, dedicate anche alla ricerca, devono aumentare? Come devono essere organizzate per il futuro? Sicuramente sarebbe ottimo se aumentassero sempre di più. La ricerca è uno di quei campi in cui purtroppo i fondi non sono mai troppi, anzi sono sempre carenti perché le cose da fare sono tantissime e le ricerche da effettuare anche e gli obiettivi soprattutto sono tanti e arrivano perché li vediamo che stanno arrivando e attualmente siamo in un punto che non potevamo nemmeno immaginare perché stiamo proprio studiando come curare la progeria a livello genetico per esempio e dunque servono sempre tanti fondi, servono sempre tante iniziative anche per avvicinare proprio tutto il grande pubblico alla ricerca perché è una cosa che alla fine coinvolge tutti noi. Siete in partenza, una battuta per questa vostra impresa? Beh, siamo carichi, siamo pronti, non ci sarà nessun problema, siamo positivi. E dovremo lottare, dovremo soffrire, ma nella vita si lotta, si soffre, lo fa tutti i giorni Semibasso e noi faremo lo stesso. Il messaggio che volete lanciare con questa iniziativa? Dobbiamo, tutti insieme si fa squadra e se tutti quanti aiutano alla fine si ottiene un bel risultato, noi lo faremo per noi, per Semmi e va bene così. Ca del Poggio è di nuovo protagonista di un'iniziativa a fondo sportivo ma anche sociale. Cosa significa questo connubio? Beh, assolutamente il muro di Ca del Poggio è sempre presente per tutte quelle che iniziative nel territorio hanno sposato l'associazionismo, quindi dalle gare ciclistiche ma anche a cene che riguardano proprio il volontariato. Oggi c'è stata proposta questa bellissima iniziativa di un gruppo di ciclisti che hanno deciso di partire proprio dal muro di Ca del Poggio per unire il muro di Ca del Poggio con il muro di Bretagna, un'impresa epica oserei dire, alla quale poi è stata avvicinata la figura di Sammy Basso per dare uno scopo a tutta questa fatica per aiutare chi magari oggi sta facendo moltissimo per la ricerca. Sammy, una persona meravigliosa che oggi grazie alla sua ricerca sta aiutando tantissime persone e ricordiamo che in questo momento è la persona più longeva al mondo con questo tipo di malattia rara. Sta testando su di lui una cosa sperimentale che non sa dove lo può portare, quindi da premiare per tutto quello che sta facendo, quindi noi nel nostro piccolo tutti noi possiamo aiutarlo, ma soprattutto ricordatevi che donando pochissimo, dando qualcosa alla ricerca possiamo aiutare questo progetto e aiutiamo anche gli stessi fortissimi a pedalare in maniera più sciolta per arrivare a questo grande obiettivo. Lei è uno dei nomi importanti del mondo del ciclismo, che cosa significa per lei fare un po' da testimone a questa iniziativa? Ma guardi, è periodo di vacanza, però appena sono stato chiamato per eventi di questo calibro, soprattutto quando c'è da fare del bene, sono sempre pronto e come tutti gli atleti siamo sempre pronti a essere presenti, quindi sono venuto qui molto volentieri anche solamente per conoscere Sammy. È una vera impresa quella che stanno facendo i corridori quest'oggi, in questi 6 giorni, perché il dislivello è tanto e sono tanti chilometri, quindi veramente bravi.